Giovanni Chessa, nato 1914 a Liento. Babbo mio ha sposato la mamma mia e ha avuto due figlioli, io e una femmina, due ma erano due. Erano giovani, ti puoi immaginare, la guerra mondiale, subito l'hanno richiamato a babbo mio, no? Era alla Maddalena, fratello militare era. L'hanno richiamato al fronte, hanno fatto una carriera e ammazzarlo al piave. E allora mamma mia è diventata vedova con due figlioli minori. Io avevo 3 anni, mia sorella aveva 5. È stato un periodo, i tempi erano critici, non so, i genitori di mamma mia l'hanno obbligata a sposarsi di nuovo. Si è stata costretta, era abbandonata, dice, con questi due stedi, insomma, che era un uomo buono, un uomo che stava vecchio, colante. Insomma, era arrivato per quest'uomo. Però senza sposare subito così, no? E ha cominciato a avere la famiglia, Torra. Ha cominciato e ha fatto altre 5 figliole. Mia mamma era giovane. A lavorare mi piaceva, le capre che non mi piacevano. Era stedo, a 14 anni, poi mangiare 15 anni. Mi poneva a lavorare e apprendeva subito il lavoro dalle mani, dal padrone. Imparava subito a zappare l'osto e la iglia e tutte queste belle cose. Da che ne sto così? Tanto, hanno detto, tanto, a vale tu fai un capraggio. A zappare non vuoi zappare, fai un capraggio. Toccato di fare un capraggio. E tanto io lavoravo. E lavoravo forte, era stesso, ma subito era meraviglioso, ma apprendeva il lavoro. Beh, faceva tutto, ma erano contenti le padrone che lavorava. Ha fatto un anno così. All'anno si è rivelato tutto lo veduto. Si è rivelato che alle capre non vada più. E tanto travada, ma travada non le piace nemmeno. Da cosa dice? E tanto toccava fallire un capraggio. Obbligato, perché lo veduto non lo faceva, era una cosa. Da che io mi sono questo fatto, ho cominciato a reclamare io, ma a poco di reclamare non aveva nessuno di difendermi. Al paese non mi hanno portato mai a vedere la mamma, niente. Isolato era a Londra, verso Campavaglio, pratiche, a Bassacotera, che era a Londra, un paese. E le mezze erano poco, tanto la ia nella Calarina però non disponeva, ne per lo inverno, non me da dire. E ho fatto 2 anni, 2 anni. Lo secondo anno mi sono rifiutata, gli ho detto no, per 200 franchi non ci sto. Me ne dette 300, se non me ne ando. C'era qualcuno d'intorno che mi ha conosciuto, che era un lavoratore caro mio, dice se vieni con me che ti do tanto. E tanto gli ho approfittato io. Ha detto se vedete tanto ci sto, se no me ne so candela. E gli ha parlato un anno, mi hanno cresciuto 100 franchi. Beh, però ho chiuso un libro, ho detto a vale basta, a vale, e alle capre non voglio andare più. E nemmeno a lavorare ormai da qui ci andando. È vero, è uscita la voce
è venuto uno da un altro che faceva il pastore, ascoltava la gente, Mattese. Dice, tenere con me che ti tocco tanto. Anno, Mattese lo macchino, anno, a giusta anno. Ti tocco 100 franchi in più. 100 franchi era bello. E venendo con Cristo. E sto con un anno travadendo con Cristo. Però era un teppaccio sfruttaiolo. No, non ti riconoscia proprio. Lo che faceva che travagliava bene, era un lavoratore. No. Beh, ho detto, c'era lo macchino, non te ne poteva andare perché le criticavano, dice, se n'è andato, si vede che è malo, c'era questa paura, sai. E gli ho sofferto, gli ho fatto l'anno, all'anno gli ho dato un libro, gli ho detto, beh, a Vale, non vanno più anno, a mese, andare a mese. E così ho cominciato, andare a mese. E per contrarre più bello, per contrarre. Mi pagano più bello, mi pagano e tutto. E così sono stato fino a mese sempre, a 19 anni. Dato che io ero orfano di guerra, soldato non ne aveva tanto, tanto era così la legge, soldato non ne aveva. Sa com'è, l'attenzione mia così, è poco di sperare. Gli ho detto, a Vale, cosa devo fare? Se mi libero dallo soldato, mi sposo e mi voglio una famiglia, così non voglio stare più. E questo è arrivato il momento di avere della leva, e mi faccio gli incalzamenti, io mi faccio a Sattempio, mi faccio gli incalzamenti, era libero, il soldato non ne aveva. Ma c'è passato poco, c'è passato un mese e mezzo, ci sarà passato. Caro mio, scoppiglia la guerra dell'Africa e no annullano le zone. Annullano le zone e mi pare partire. Ma il re alla cartolina, caro mio, alza dietro, la presenta come c'era un brigadiere, gli ho detto, ho pensato che sono nato e mi arrivata la cartolina, la comanda. Ma bisogna che ti presenti. Io mi presento e mi si tiene. Caro mio, mi si tiene. Ho fatto a Cagliari, Massagliese a Cagliari, al 13° centro automobilisti. E questo c'era la malaria, ma malese io cose di piastra, che è colande, non ti potevo mai scambici. Caro mio, per un mese di convalescenza. Per un mese di convalescenza, fatto tornare in Areto, innamorando era una signorina. Però non mi diceva veramente che era libero dallo soldato a nulla. Allora quindi, gli ho detto, vale me fidanzino. Quindi ci siamo fidanzati con questa giovane. Ci siamo fidanzati, sono rientrato io pure a Cagliari. Era sempre in baschetta in Africa. Però a noi c'è la cane che di esonerate, sempre da Reto più a ultimo, c'è Chirriane, magari c'è Gabbani, c'è una donata, dice, ho detto volontari tanto perché dopo è peggio io ci mandavo chi colante. Ma io ho ammortizzato come parecchi e abbiamo resistuto. E questo io faccio sempre in piastra e cose, per darmi la vreba, per riconoscermi.
ci vediamo con le mediche e cose. Però, mi sono fatto mandare all'ospedale, e passano un tenente medico, Frebbaro Deia, dice che te non ricordo per la a fare. E io l'avremmo, ma adesso non ce n'è più. E questo, il giorno dopo passa un maggiore, questo ufficiale, medico, passa questo maggiore, controllerne, prima mi ha visitato il tenente medico, poi lo maggiore. Ha detto questo signore, e dove sei tu? Io gli ho detto, di Tempio. Ma io detto la gente la mette come di Tempio. Gli ho detto di Tempio. Oh, sei di Tempio. Io sono di Sassari. Piacere. Dice, quello tenente medico, dice quello non c'ha febbre, bisogna mandarlo via. Calma. Questo lo so io cos'è la malaria. C'ha la malaria cronica. E non è da andare via, perché un giorno che è entrato subito lo vuoi mandare via. Beh, caro mio, questo maggiore in favore, bisogna ripassare la visita medica e mi ci vogliamo cacchio di tenente, allo colpo. Mancanza di soldati, mancanza di militari. Lo maggiore no, comando io. No, non esce. Ma attento decidi, Frebbero non mi pedano. Però, dice lo maggiore, lo so io cos'è la malaria. È il recidivo, se esce fuori subito c'è la febbre. Allora decidi. E ti senti di andare a casa. Lo maggiore. E come che mi sento? Gli ho detto, sono debole, ma già me la sento. Allora, un mese di convalescenza. Da un mese di convalescenza. Allora io mi faccio il mese della convalescenza per la paura. Gli ho detto male, in questo mese sposiamo. Così se mi ci baciano, mi ammazzano, ma la mia fidanzata poi mi ha sposata e le danno la pensione. Mi aiuta capricciata questi. E gli ho sposato. Gli ho sposato e sono rientrato. Sono rientrato e gli ho seguito a seguire il militare. Sempre andando in Africa, autista, siccome era l'autocentro, la 13° centro, automobilisti. E invece non ci potevano mandare noi, quelli che eravamo esonerato al fuori di guerra non li potevano mandare. Ma noi ci abbano, non ci dicevano la verità, no? Dicevo, tanto vi ci mandevo, ma tanto vi ci mandevo. Ma eravamo in 700, siamo arrivati in 70, risolute che non vi siamo andate. Subito invece gli ho trovato di mandarci a casa, di mandarci in. E l'ho trattato così. Me ne mandare a casa. Stiamo per un periodo. Poi c'è scoppiglia la guerra poi in maniera mondiale, ci tornano a richiamare. Ci tornano a richiamare, non gli torna mai. Gli ho sposato, la femmina a posto. E torna a Cagliari e invece non ci hanno toccato mai mandare tutte. Volontari, se volevano andare volontari, ma ubriacati non ci hanno mandato mai. Da qui, però 8 mesi ci è passato. All'8 mesi gli ho trovato e ne mandarci a casa, che da me la giornata. E ci avevo andato a casa e abbiamo ripreso la vita. Mi sono sposato e
e mi sono dato subito allo travaglio, era un contadino, non era, era magari di manutenzione, era, e mi sono arrangiato subito, caro mio, mi sono dato davanti come modelli e subito abbiamo cominciato c'è passato lo figliolo, c'è passato 3 anni. E quindi ci siamo dati una posta a posto, da poi negli 4, 2 masche e 2 femmine. Durante la vita, ho tremolato, ho fatto, però ho raggiunto, ma da poi facevo un pastore, capito? In aziende, stazione, arrendia, si faceva soldi, con sacrifici e cose. Da poi avevo un fratello, 2 fratelli in Sassari e una sorella che era nei trattorini, no? Dice, venitene ancora tu a Sassari, venitene ancora tu a Sassari. Una parola, boh, ho detto. Mi sa che stai bene, mia sorella dice, ti diamo la licenza ancora a te, da una trattoria, e travagli. Faceva, invece in questo mentre, s'ammala la femminile che io manna, di peritonite e muore. E muore, tanto è fermata, mia moglie è fermata sciocca, male. Allora, chi ti ripetiano, venite a Sassari, che è meglio, chi è colante, vedi? Ho detto, se da adesso svoltava mia moglie, ho detto, no, no, è possibile. Palestina sarebbe, ho detto, invece di trovare la terra, ho detto, Sassari si può cambiare. Invece dopo piano piano ci hanno svoltato e ce ne siamo andati. Siamo stati 2 anni in Sassari. E io ho fatto mascio, però non le confaccia l'area chiusa, la trattoria. Mi pariva malata a me, non era più bello, non era più bello. Era lento, però no, ma vedeva che non andava via. E questo mia sorella dice, vallo a visitare un professore buono nostro, a vedere cosa ti dice. E così fece. Lo portato al professore, l'ha visitato e ha detto, là che ti metto una chita in prua. Dice, dopo gli avevo andati ad avere un risultato. Facevo così, lo mandà e così ha fatto che di e dopo mi ha fatto andare. Ha detto, beh, vostro figliolo non ha nulla, è sanissimo, però questa ita dalla trattoria non le può fare. L'aria chiusa non le può fare, abituata alla campagna, l'aria libera, non le può fare. E non le piaceva, non si lamentava, che sta già male, ma no, a me non mi piaceva, mi pareva sempre malato. Beh, da che ho visto così, ho detto tanto non c'è nulla di vacche, se non abbiamo per loro, che ce l'ho? Non potevo fa nulla più. Lo mascio umano si era cuioato da esterno ed era in campagna, si era fermato alle campagne, in Vignola. E questo mascio, questa femminile che ha gli occhi ciaballaglienti, che è cuioata e fedolata. Ha detto come famo, come famo? Ha detto, a me vedono, ha detto, se ti piace, andatene sotto l'anima. Fate la domanda, e i carabinieri, dove ti piace? No, io non vi abbandono, uno. Da un lato ha ragione, perché se stava andando a io non poteva fare nulla. Però a tenerlo così era mano battesse.
a Ostemera veniva la sera, aveva fatto conoscenza con carabinieri, finanze, polizia e tutto. C'era un brigadiere che era affezionato dei carabinieri e se l'affiancava a questo stesso. Dice, ma perché non te ne vieni tutta l'anima? Ha detto, ma stai a fare che stai tu? In trattoria, chiuso. In casa. Però io lo dicevo di no sempre. No, io non abbandono la mia genitura. Tira, ha riuscito a svoltarlo. E ve l'ha detto, gli ho detto, tanto noi ce ne andiamo, mi ha detto. Noi ce ne torniamo al paese, gli ho detto, abbandoniamo tutto e io mi devo tornare alla campagna, gli ho detto, e già ci campevo. E io dico, devo bene a te, andate tu, stai. E ho stimato a posto mente. Tanto da che volete andare, venendo. Che il brigadiere dice, a taglio te, sono comandante di stazione, che sta zona di tu, io te faccio le mezze. Ma io le carabinieri non mi piace. Non mi piace andare alle carabinieri. Ma, cosa sto dicendo? Dice, tenere le carabinieri così e così. Oppure dice, se vuoi andare alle guardie carcerali, le guardie carcerali non mi piace. Insomma, tira, se ne è invece andato facendo domanda alle guardie carcerali da poi. Sono giunte le informazioni che i brigadieri subito a fare il tempo pratico ce l'hanno chiamato. A Iesa c'era 4-5 case, cucini, erano cucini, era così in giro, ma era poco, era minore la gente, sì, era minore. Poi ho messo un pezzo di tarro nostro, un pezzo a grano, così, non c'era altro mezzo, Altre industrie non c'era di nulla, non c'erano imprese di nulla, di nessun genere. Era a trabalhare la terra, pianta a grano e oltre, basta, da chi si campava. O male, ma poi ho raccontato da estende per scursi, abbiamo portato le calzare a 7-8 anni. No, le povere, le ricche, le s'arrangiavano. Però lo più erano le povere tanto, le ricche non erano belle. Erano le taccia, nude scursi e male, si staglia male solo. Sì, la vita è stata così. Poi, nell'andata del tempo, tanto se n'è andato mai per Dolo, io gli ho preso il lore, avevo una casetta all'Agliento, però era menoretta, aiutando a scendere così. Vedevo un affitto però venendo all'Agliento, torno a Zappaglio, ho detto faccio lo contadino come una volta, buonanotte. E così fece, presi una casa in affitto e ce ne siamo venuti all'Agliento. Siamo venuti all'Agliento, la stessa femmina che era minore, era lai medi, l'abbiamo fatta seguire a studiare. E cosa gli ha raccontato? Che sono cantato al mare, da Stendo, dall'Agliento di Pedi, di Pedi falame al Same. Facciamo il bagno, tutte le stelle senza sapere Natale, non è che c'era qualcuno ma non ci vedevamo le stelle, manco con le mani da dare, eravamo paurosi. E appena a escursi facciamo il viaggio dalla Nienta al mare. E la vita è stata dura per me. Poi per tornare in seguito